Riccardo Donadon ha alle sue spalle l'edificio distrutto dall'incendio, le ha detto risorgerà più importante e più bello di prima, ecco, cosa intendeva? Sicuramente è un'opportunità per fare qualcosa di più, dato che dobbiamo rimetterci le mani e lo faremo più bello, lo faremo più strong, cercheremo di valorizzare ancora meglio gli spazi. Ovviamente dispiace vedere andare in fumo una parte di un progetto, però come dicevo è un qualcosa che ti dà anche una opportunità di rinascere, di ripartire e noi qui che guardiamo il futuro vogliamo queste cose. Ecco, lei mentre è scoppiato l'incendio era in Cina e che cosa ha portato a casa e soprattutto molto importante, diceva, è stato il tema degli umanoidi. Allora, la Cina è un paese straordinario, con un fermento culturale incredibile, una base culturale, una storia assimilabile alla nostra, se non addirittura superiore per tutto quello che hanno vissuto con le varie dinastie. Io credo che una partnership con loro oggi possa essere una grande opportunità per noi e anche una grande opportunità con loro. Lì da loro Marco Polo è ancora un eroe, una persona di grandissimo riferimento. Noi siamo a Venezia, quindi è perfetto, possiamo fare delle cose molto belle.